Oggi dei due, ma mi sa che sono volatili andati a male oggi. Vediamo se riusciamo ad andare a fare due passi almeno, non lo so. Adesso piove già un po' meno, speriamo bene. Bene, se va male ci vediamo domani. Ecco, diciamo che nell'intermezzo della giornata di oggi, che quel paio d'ore che non è piovuto, siamo riusciti a fare una passeggiata da Zaluna, che siamo qui, che è qua, fino a Bellamonte, 5 km, ma è già andata bene così perché appena siamo tornati è cominciato di nuovo a piovere. Comunque, nonostante la piccola passeggiata, vi metto un po' di foto perché non ho filmato nulla dello splendido bosco di oggi. E anche oggi il tempo fa schifo, quindi tra tutte abbiamo scelto una gittarillissima, piccola, che da Predazzo ci porta a una cascata. Si chiama Cascata del Rio Miola. In tutto faremo 5 km, ma qua c'è l'acqua appesa e pioverà senz'altro, quindi non possiamo fare un granché, ma meglio che niente. 4 passi li facciamo, vediamo com'è, ci vediamo dopo. Il sentiero è molto semplice, è una strada forestale larga e l'atmosfera è fantastica perché c'è tutta questa nebbiolina qua e là e qualche montagna che fa capolino e speriamo che non piova. Quello è Predazzo, un bel paesone.
E niente, la cascata del Riamiola, bellissima, avete visto, ma la gita è proprio minimale proprio. D'altra parte continua a sgocciare e sembra che da un momento all'altro piova sempre più forte, quindi non si sa. Non credo che riusciremo a fare altro oggi, vabbè, pazienza. Speriamo nei prossimi giorni di riuscire a fare qualche gita più importante, perché per ora abbiamo fatto tutto fondovalle e anche poco. Vabbè, vediamo domani cosa succede. Ciao a tutti.